Pietro Bartolo. Sarebbe dovuto essere qui con noi, però sarebbe dovuto essere stato intervistato dalla dottoressa Federica Sorgia, ma l'intervista è avvenuta lo stesso. Ed è un'intervista che dura 44 minuti, che lui ha concesso appositamente per il Festival Strangius, e che è un documento che penso sarà prezioso anche negli anni a venire per questo festival. Federica Sorgia la conoscete tutti, un insegnante, già la passata edizione ha coordinato Angelo Carta per il Festival Strangius. Quindi gli lascio subito la parola, introdurrà l'intervista, poi saranno 44 minuti di commovente intervista. Prima di lasciarvi però vi ricordo che domani presso l'antico chiostro del convento dei Domenicani ci saranno due incontri, il primo alle 17:30 con Giovanni Angiolini e alle 19 con Giorgia Benusiglio. Giorgia Benusiglio è un personaggio interessantissimo, molto importante, aveva 18 anni quando, prendendo una mezza pasticca di ecstasy, finì in ospedale, venne salvata col trapianto del fegato, e lei 20 anni che va in tutte le scuole per sensibilizzare sul problema. La coordinerà Alessionis. Grazie, passo la parola a Federica. Restiamo nel microfono. Allora, buonasera a tutti, questa è la prima volta in cui faccio una presentazione senza autore. È la prima volta... Non funziona il microfono? Ok, va bene. Aspettate un attimo. Un altro. E poi è tutto su streaming questo. Vabbè, questa cosa si potrebbe anche evitare, però vabbè. Allora, vi dicevo che funziona, ma non è che... Ah, ok. Quindi vi dicevo che questa è la prima volta in cui mi capita di fare una presentazione senza autore e anche senza una spalla, diciamo, perché solitamente se almeno non c'è l'autore c'è qualcuno che coordina insieme a te un intervento di questo tipo, ma non importa, a me piace fare la prima donna, sono fatta così, fare la prima persona, neanche la prima donna, sono egocentrica. È la prima volta anche in cui faccio un'intervista, non in generale. Ma scusate, ma non è che questo cappuccio che mi toglie all'audio? Ok. No, è fermo. Vi dicevo che è un po' l'edizione, questa edizione di Strangius delle mie prime volte, perché è anche la prima volta che faccio una intervista su una piattaforma digitale. Chi mi conosce sa benissimo che io sono l'antitecnologia, ma non perché non mi piace la tecnologia, a me piace, io purtroppo non ho la predisposizione naturale ai dispositivi digitali, non faccio parte dell'era digitale, sono un po' assantiga. Io non scrivo nel computer, prima scrivo a mano, mi piace compilare gli zibaldoni leopardiani e poi dopo li trascrivo al computer perché mi costringono a farlo, altrimenti non lo farei. Però effettivamente questa era l'unica alternativa e oggigiorno, specialmente con questo inizio del 2020 così particolare, così strano, così assurdo, dove comunque ci siamo abituati a fare colloqui di lavoro a distanza, a fare didattica a distanza, che odiamo, tranquilli, la odiamo profondamente, ma la facciamo, a fare i consigli di classe, il collegio dei docenti, che invece vi dico la verità, mi piace farli a distanza, perché comunque io viaggio e posso rimanere a casa, è comodo, spero infatti che approfittino di questo e non li tolgano. Però era l'unica appunto alternativa ed è un'occasione per me, credetemi, sicuramente anche per voi, ma per me soprattutto importante. Io ho avuto modo di conoscere Pietro Bartolo, dico conoscere tra virgolette, attraverso un film documentario che sicuramente molti di voi hanno visto. Si tratta di Fuoco a mare di Gianfranco Rosi, che ha vinto nel 2016 l'Orso d'Oro al Festival di Berlino e nel 2017 è stato candidato agli Oscar come miglior documentario.
Io ho visto questo film e come spesso faccio quando qualcosa mi affascina, mi colpisce, incomincio in maniera compulsiva e ossessiva a cercare tutto ciò che c'è intorno a quel film, quindi tutto ciò che riguarda il regista, tutto ciò che riguarda gli attori. In realtà il protagonista è Pietro Bartolo, cioè Pietro Bartolo non è un attore, è un uomo, è l'uomo. Se la parola d'ordine di questo festival quest'anno è la cura, pensate, la cura è anche sinonimo di premura, di amore, ma soprattutto di accoglienza. Ecco, Pietro Bartolo ha fatto dell'accoglienza la sua missione di vita. Lui è il medico di Lampedusa, dico il perché non è un medico qualsiasi. È un medico che è specializzato in ginecologia, quindi pensate, Lampedusa è un'isoletta, un po' come se Serramanna fosse un'isola ma di 5.000 anime, proprio piccola, e anche la densità è proprio piccola. Che cosa fa Lampedusa? Lampedusa accoglie, quindi diventa più numerosa perché altri vengono da fuori e la popolano. A differenza di ciò che si può pensare, di ciò anche che mi ha confermato Pietro Bartolo, i lampedusani accolgono volentieri i migranti che arrivano da fuori, gli stranieri, quelli che vengono chiamati clandestini, quelli che vengono chiamati rifugiati, ma mai vengono chiamate persone. Questo lui me l'ha evidenziato anche prima di fare l'intervista, perché cosa è successo? Io ovviamente ho creato il contatto, veramente non l'ho creato io, l'ha creato Deborah Succa, questo bisogna dirlo, non posso prendere il merito di questo, sono andata a casa sua, ci siamo messe così, io in bagno e lei in cucina per fare una prova, gli ho detto ok, va bene, ce la posso fare. Quindi abbiamo creato questo appuntamento così digitale e poi il giorno dopo, cioè ieri, pensate, quando c'era alle 5, c'era la presentazione già del festival, la seconda giornata, alle 5 di sera ero in collegamento con Pietro Bartolo. Ovviamente inizialmente non abbiamo potuto fare subito l'intervista e registrarla, prima l'ho voluto conoscere, mi sono presentata, lui si è presentato e quindi mi ha parlato di alcune cose che nell'intervista non si vedono, ma credetemi, io ho strutturato questa intervista come se lui fosse qui, quindi l'ho fatta proprio come l'avrei fatta se lui fosse stato qui con noi. Quindi io vi dico, guardatela, non solo perché lui è un europarlamentare, perché lui è un medico, guardatela perché Pietro Bartolo è un uomo con la U maiuscola. Quindi grazie. Nel frattempo facciamo due a te. No. Adesso. Controllare. Ci sarò io e ci sarà il professor Francesco Bacchis, che è un professore di antropologia dell'Università di Cagliari. Allora, lì... Andiamo? Buonasera, dottor Bartolo. Buonasera a voi. Buonasera. So che appunto ha avuto degli impegni istituzionali, quindi non potrà presenziare domani alle 19, ma registreremo questa piccola intervista e poi noi domani, durante la presentazione, che comunque verrà fatta, ci sarò io e ci sarà il professor Francesco Bacchis, che è un professore di antropologia dell'Università di Cagliari. Allora, lei dal 2 febbraio del 2019 è un europarlamentare. Da tutti è conosciuto come il medico di Lampedusa, proprio per antonomasia. È diventato anche famoso perché ha in prima persona partecipato ad un film che ha riscosso un clamoroso successo, Fuoco a mare di Gianfranco Rosi, che ha appunto vinto nel 2016 l'Orso d'Oro del Festival di Berlino. Quindi è noto, il suo volto e la sua persona è nota anche per questo. Ma attraverso questo libro
quindi il primo dovrebbe essere stato pubblicato intorno al 2016, Lacrime di sale, che lei ha scritto in collaborazione con Lidia Tilotta, che è una giornalista RAI che si è occupata spesso di migranti e di Lampedusa. Lei racconta la sua storia, quindi racconta sì la storia delle tante persone, dei tanti bambini con cui è entrato in contatto e a cui ha prestato soccorso durante gli sbarchi a Lampedusa. Però ci racconta soprattutto cosa c'è dietro l'europarlamentare, che cosa c'è dietro il medico di Lampedusa. Quindi io voglio chiedere qual è il percorso di vita che lei ha fatto per diventare oggi Pietro Bartolo. Intanto vi ringrazio per avermi dato questa possibilità e quindi vi ringrazio veramente di cuore. Beh, parto dal fatto che io sono nato a Lampedusa, sono lampedusano, qualcuno ci chiama lampedusauri, ma insomma, invece sono lampedusano e quindi nasco da una famiglia di pescatori, una famiglia numerosa oltretutto, di cui eravamo all'inizio 6 femmine e 2 maschi, poi diciamo, mio fratello, il maschio più grande, purtroppo era un disabile psico, non parlo nel libro, perché ho voluto mettere un po' tutta la mia storia, sa perché l'ho messa? Partiamo da qua, poi magari vado a ritroso, insomma, perché vorrei dire tante cose, perché quel libro, Lacrime di sale, io avevo voglia di scriverlo tanto tempo prima e spesso mi mettevo, cominciavo a scrivere qualcosa e poi mi fermavo, perché avevo un grosso problema, un problema che era quello che mi ponevo, quindi ho messo tutta la mia storia, dei miei figli, insomma, tant'è che quando i miei figli mi hanno detto papà, ma era necessario che mettevi tutte queste cose, e per me era necessario, dovevo superare questo mio problema e l'ho fatto, e loro mi hanno capito che sono state sempre molto vicine a me, devo dire, mia moglie, i miei figli, mi hanno fatto fare tutto quello che ho voluto, anzi mi hanno aiutato addirittura, e poi vi dico perché. E quindi praticamente ho scritto quel libro, ma poi ne ho scritto un altro, Le stelle di Lampedusa, insomma ho cercato di aggrapparmi un po' a quello che è il mondo della cultura per poter raccontare quelle cose, perché per 25 anni, dal 1991, nessuno era accorto di quello che succedeva nell'isola, quello che succedeva al Molo Favaloro, quello che succedeva in quel mare, il Mare Nostrum, che è straordinario, il Mare Nostrum che è anche quello vostro. E poi ho deciso di trovare la forza, il modo come raccontare tutte queste cose, perché ho pensato mica una responsabilità, non lo so, sono il medico qua che ha avuto, come dire, il privilegio con la disgrazia, non lo so che cos'è, perché a volte mi sento privilegiato, a volte mi sento un po' di essere qua a curare, a vedere, a visitare, a accogliere queste persone e il mondo non sa nulla, e allora anzi sa tutto al contrario, perché spesso vedevo la televisione e mi veniva una rabbia immensa nel sentire parlare queste persone che da un salotto televisivo parlano di migrazione a sproposito, hanno fatto apparire queste persone come degli alieni, come dei mostri da cacciare via, dei delinquenti, dei terroristi, delle prostitute, e questa cosa mi faceva tanto male, perché non sanno di che cosa parlano. E poi mi sentivo chiamare in tutti i modi, no? Chi li chiama migranti, chi li chiama clandestini addirittura, chi li chiama migranti, i rifugiati, richiedenti asilo, migranti economici, migranti climatici, flussi, non sanno più come chiamarli. Beh, basta una sola parola: persone. Sono delle persone, e basta. Sì. E neanche dire come noi, perché dire come noi già è sbagliato. Perché noi siamo anche fortunati. Siamo fortunati, Loro no. sì.
loro no perché purtroppo sono nati nella parte sbagliata, a volte diciamo così, e anche questo è sbagliato, sa? Perché la parte sbagliata? Perché diciamo che è la parte sbagliata? Il continente africano è il continente più ricco del mondo, hanno tutto loro, hanno tutto, non gli manca nulla, hanno loro, i diamanti, il petrolio, il gas, le terre rare, hanno tutto, eppure ci vive la gente più povera del mondo e questo ci dobbiamo fare una domanda. La risposta è siamo noi, e noi che l'abbiamo fatto diventare la parte sbagliata, e noi che abbiamo costretto queste persone ad andare via, a lasciare la propria casa, le proprie terre, le proprie famiglie, i propri figli, i propri affetti, tutto. E li abbiamo costretti perché siamo stati noi ad andare prima a casa loro. Quando sento dire perché non restiamo a casa loro, perché vengono da noi, siamo stati noi per prima andare a casa loro, li abbiamo colonizzati, li abbiamo depredati, li abbiamo tolto anche la dignità a queste persone e loro stranamente non ci hanno mai messo né un muro né un filo spinato, non ci hanno mai cacciato indietro, non ci hanno mai fatto problemi, ci hanno accettato e sono fatti pure schiavizzare. E adesso loro vengono dalla nostra parte a chiederci un po' d'aiuto e noi non li vogliamo. E noi abbiamo, come dico sempre io, abbiamo il dovere e la responsabilità almeno di restituirlo un po', un minimo, niente, l'1% di quello che gli abbiamo tolto. Questo è il nostro dovere, è quello che vogliono loro è nulla, è meno dell'1%, è la possibilità di sopravvivere. Non chiedono null'altro, non chiedono niente, quello di sopravvivere, perché dall'altra parte noi abbiamo creato quelle condizioni per cui non possono vivere, non hanno alternativa. Anche i cambiamenti climatici, sa? I cambiamenti climatici che li costringono a migrare, alla povertà, alla miseria, quei cambiamenti climatici li abbiamo determinati noi, il mondo occidentale, il mondo quello civile, il mondo avanzato, il mondo progredito, quello che ha creato i cambiamenti climatici. E anche qua abbiamo una responsabilità forte. E io in tutti questi anni che ho passato a Lampedusa, ho visto cambiare tante cose, ho visto cambiare tutto, ho visto cambiare le malattie, ho visto cambiare le modalità d'arrivo, ho visto cambiare le etnie, ho visto cambiare i prefetti, i sindaci, i preti, i volontari, i medici, i questori, ho visto cambiare tutti i comandanti delle capitanerie di porto, questo è tutto. Io sono stato sempre là. La interrompo un attimo, mi scusi. Mi dica. A proposito dei cambiamenti di tutto ciò che lei ha visto, volevo ritornare indietro ad un anno particolarmente doloroso e tragico, che è quello del 2013. Un anno tragico sia per lei, sicuramente anche per la sua famiglia, perché lei è stato male. So che ha avuto un'ischemia il 2 di settembre del 2013, appena un mese dopo, il 3 di ottobre del 2013, c'è stato un naufragio a Lampedusa di un peschereccio di oltre 500 persone. E ben 368 persone purtroppo sono morte. Il suo lavoro non consiste solo nel prestare i primi soccorsi alle donne, agli uomini e ai bambini, purtroppo consiste anche nelle ispezioni cadaveriche. So che è molto doloroso ricordarlo, però bisogna raccontarlo per far capire chi realmente ha vissuto e chi ha visto. Lei ha visto e lo ha vissuto. Vuole raccontarci brevemente che cosa è successo quel giorno, che cosa le ha lasciato poi quell'esperienza? Cosa mi ha lasciato? Anche gli incubi mi hanno lasciato, anche incubi. Bene, quel giorno io ero in banchina, tutta la notte ero in banchina, avevamo avuto diversi sbarchi, erano tutti famiglie siriane. Stavo pure male, come ha detto lei, perché ero mezzo paralizzato, quindi non stavo bene. Però era necessario che io fossi là, tant'è che dopo 10 giorni da ricovero mi hanno portato pure al soccorso a Palermo perché ero avuto questa ischemia
anche se transitoria, però mi aveva lasciato delle liquate abbastanza importanti, non riuscivo a parlare bene, avevo mezzo lato paralizzato. Però poi mi sono autodimesso perché dovevo essere a Lampedusa, c'erano tanti sbarchi e quella mattina quando sono stato chiamato dalla capitaneria di porto, perché funzionava in questo modo, appena arrivavano queste persone, succedeva qualcosa, la prima chiamata era per me: dottore, vada in banchina perché c'è stato un naufragio. Io già ero in banchina, ma avevo passato tutta la notte in banchina, ne avevo arrivato più di quasi 600-700 persone, e quindi effettivamente dopo la chiamata, dopo una mezz'ora circa, è arrivato il primo peschereccio, una prima barca piccolissima, era tra l'altro a bordo c'era una ragazza che si chiama Grazia, che è amica mia, che aveva recuperato 49 persone, una barchetta piccola, e lei era disperata perché non aveva potuto salvare di più con Fiorello, che era il proprietario della barca, e quindi era disperata, piangeva, e ho detto: non ti preoccupare, hai fatto quello che era necessario, quello che hai potuto. E quindi ho cominciato a visitare queste persone che stavano male, erano freddoliti, erano in ipotermia, perché erano state ore a male, qualcuno aveva bevuto dell'acqua, mentre aveva problemi respiratori, però erano vivi. E poi subito dopo è arrivato l'altro peschereccio di Lampedusani, di un mio amico Domenico, che anche lui era disperato, la barca era più grande, era una barca più grande, era disperato perché lui era riuscito a prenderne molto meno, perché la barca aveva le murate alte e loro erano scivolosi perché erano tutti unti di gasolio, perché quando il barcone, quel peschereccio si è rovesciato, ha lasciato in mare tantissimo gasolio, e quindi si erano unti di gasolio, quindi erano scivolati, per cui quando lui cercava di tirarli su, gli scivolavano, parecchi li ha visti andare giù, morire, quindi lui era disperato. Io sono salito a bordo, come faccio sempre, per visitare i vivi, poi anche per vedere quelli perché Domenico aveva pensato anche di recuperare anche dei cadaveri, perché per un marinaio, per un pescatore non si lascia nessuno in mare, sa? Nessuno. E quindi lui aveva preso, quindi mi sono occupato dei vivi prima per vedere come stavano, qualcuno aveva problemi respiratori, erano tutti ragazzi, erano 17, erano tutti neri, e poi mi sono occupato dei cadaveri. Nel frattempo che io ho visitato i vivi, erano saliti i vigili del fuoco, come fanno sempre, hanno messo quelle persone nei sacchi, quelli che io odio, quei sacchi che io odio, ho paura di quei sacchi, sai? Ho paura ad aprirli, ho paura a capire chi c'è dentro, e quindi prima di chiuderli gli ho detto ai vigili: fatemeli controllare, anche perché poi sono quello che devo fare le ispezioni cadaveri, e quindi i primi 3 erano sicuramente cadaveri di visibilità cadaverica, e invece la quarta era una ragazza, era una donna, ovviamente non era in rigidità cadaverica, ma era morta. Allora io ho pensato che magari sarà morta da poco, però mentre parlavo con Domenico, che lui voleva sfogarsi con me, che si voleva scusare perché mi aveva salvato in meno di grazie, le aveva preso di più, capisci? E mentre parlavo con lui ho preso il polso di quella ragazza che era morta, e mi è sembrato di sentire un battito flebile, quasi impercettibile. Ho pregato Domenico di stare zitto, di stare un po' in silenzio, perché sai, io ho detto: Domenico, forse questa è viva. Lui mi ha detto: no, Pietro, l'ho preso con la faccia, era morta. E invece ho detto: stai zitto un attimo, fammi ascoltare. Ho aspettato ancora un minuto, se un minuto, un'eternità, e un minuto, potevo anche lasciare perdere. Invece qualcuno mi ha detto che dovevo temporizzare, dovevo ascoltare ancora, qualcuno che non lo so. E quindi dopo un minuto ho sentito un altro battito, e quindi la corsa verso il poliambulatorio, dove l'abbiamo intubata, l'abbiamo rianimata, l'abbiamo aspirata, era negata, ovviamente del coma, e dopo qualche minuto il cuore di questa ragazza ha cominciato a battere di nuovo regolarmente. Si chiamava Quebrate, questa ragazza Quebrate è tornata a vita. Però
e quindi l'abbiamo trasferita con il nostro incontro di soccorso immediatamente presso gli ospedali di Palermo, perché non abbiamo un ospedale noi facciamo tutto quello che è possibile, ma non abbiamo un ospedale. Però devo dire che Bratte, si chiama così, che Bratte è tornata a vita ed io ero felice per questo. Però avevo il pensiero di tornare in banchina, sono tornato in banchina Molo Favaloro, quando sono arrivato mi si è congelato il sangue, perché in quella banchina nel frattempo avevano portato 111 sacchi, terribili, sacchi di tutti i colori. Erano tutte persone che erano là dentro e io dovevo cominciare a fare le ispezioni cadaveriche, dovevo aprire quei sacchi maledetti, e speravo che nel primo sacco non ci fosse un bambino, speravo, perché sai, quando devo aprire i sacchi per fare le ispezioni cadaveriche, io devo dire la verità, un po' paura, non mi vergogno a dire, non so cosa trovo dentro, ma sono un essere umano, non è perché sono un medico, un essere umano, quindi cerco di girarsi attorno. Poi c'è la polizia scientifica, il dottore, dobbiamo cominciare, sa? Allora io prendo un grosso respiro, speravo di non trovare un bambino, ma almeno non nel primo sacco. E invece nel sacco c'era proprio un bambino piccolo, anche perché il mio incubo preferito, aveva una maglietta bianca, sembrava vivo, l'ho spogliato nudo, lo scuotevo per svegliarlo, lo sono portato all'orecchio, l'ho guardato attentamente negli occhi per vedere se c'era un minimo di qualità in quel bambino, ma quel bambino era morto, non c'è più da fare. E quindi anche tutti gli altri, le a seguire. Fare l'ispezione cadavere è una cosa terribile, devi spogliarli, devo spogliarlo, devo catalogare tutti i vestiti che ha addosso, il colore, la taglia, la marca, e quindi poi arrivato a corpo nudo deve vedere se c'ha dei tatuaggi, il sesso, l'etnia, più o meno l'altezza, il peso, il colore degli occhi, il colore dei capelli, se ha delle ferite chirurgiche, se ha delle ferite provocate, e poi deve avere la bocca, deve vedere se ha delle protesi, se ha delle otturazioni, e poi deve prendere le impronte digitali, e poi ancora devi fare le fotografie, che sono molto importanti, sa? Sono molto importanti. E allora, siccome sono importanti, allora io mi ero attrezzato pure per questo. Nella mia sacca c'è scritto sacca per ispezioni cadaveriche, anche se io non sono un medico legale, sa? Avevo una spazzola pure, e quindi gli lavavo il viso, gli aggiustavo i capelli e poi facevamo le fotografie. E tutto questo per dare un'identità a quelle persone, dare una dignità a quelle persone, perché non sono numeri, sono delle persone, come le dicevo, vedi come mi emoziono perché queste cose non le vorrei ricordare, però è giusto che la gente sappia. Perché non sono numeri, perché i numeri ce li mettiamo, 300, 301, 302, 303, ma non sono numeri. Allora mettiamo anche tutti questi indizi, tutto questo, per dare una giusta sepoltura, per dare una dignità a queste persone, e non rimangono semplici numeri, perché a volte vengono pure i parenti, viene il papà, viene la mamma a cercarli, e abbiamo la possibilità di dire dove si trova il figlio, il papà, la mamma, quelli che sono. E ho impiegato 15 giorni a fare tutte quelle ispezioni cadaveriche, 368 persone morte davanti al porto di Lampedusa. E la cosa che vi dico anche questa, la cosa che mi ha lasciato, che mi ha colpito oltre quel bambino, ovviamente il primo bambino, è stato che dentro quei sacchi c'erano tanti bambini. Me l'avevano detto i ragazzi della Cattedrale del Porto, tutti quelli che si erano impegnati a recuperare quei cadaveri, quei corpi di quelle persone, e c'erano tanti bambini. Una cosa che mi ha colpito che quei bambini erano vestiti a festa
compite con le loro treccine, scarpette, i vestitini, tutti colorati, erano veramente vestiti bene. Le mamme le avevano preparate perché erano arrivate, mancavano 200 metri, erano ancora vicino al porto. E allora stavano arrivando nel mondo nuovo, nella Europa, dove c'erano tante persone nuove che le aspettavano. E invece non ce l'hanno fatta. E allora le mamme le avevano preparate per dire: vedete, i nostri bambini sono come i vostri bambini, non solo, che invece sono morti. Allora, E non è giusto, è disumano, è vergognoso, e noi non possiamo permettere tutto questo, sai, non possiamo permetterlo perché non possiamo che questa cosa continua. E io ho cercato tutto questo di raccontarlo perché era giusto, avevo questa urgenza. L'ho fatto con quel film di cui ha parlato lei prima, Fuoco a mare. Quel film l'ho voluto io fortemente perché Gianfranco Rosi non lo voleva fare, io l'ho costretto a farlo, gli ho dato una pendrive, gli ho detto: qua dentro c'è tutto, perché lui è venuto in un momento in cui non c'erano migranti, non c'erano queste persone, il cielo era da poco, Mare Nostrum mi riportava tutto in terraferma, quindi lui aveva sbagliato tutto, aveva sbagliato il periodo, aveva sbagliato tutto. Poi se ne stava andando e poi è venuto da me. E io in qualche modo ho approfittato di quella persona straordinaria, mi ha fatto questo regalo. Quel film, sa, è andato non solo a Berlino, ha vinto l'Orso d'Oro, ma è stato candidato anche agli Oscar. Sì, come miglior documentario. E io sono stato a Berlino, sono stato a Hollywood a fare il tappeto rosso come un attore, un medico della Lampedusa, a fare queste cose. Ma per me che cosa me ne fregava dell'Orso d'Oro o della statuetta? Per me era importante il messaggio, far sapere alla gente di che cosa si stava parlando. E si è detto che il film è stato un pugno nello stomaco, però quel pugno non ha sortito nessun effetto, sa? E poi allora ho scritto quel libro, La Revisare, ne parlavamo prima, poi un altro libro, Le stelle di Lampedusa, dove si parla di una bambina. Di questo volevo parlarle. Allora, nel 2018 lei ha pubblicato con la Mondadori Le stelle di Lampedusa, la storia di Anila. E ovviamente il libro racconta la storia di tanti bambini che in qualche modo vengono protetti dalle stelle di Lampedusa, dal cielo di Lampedusa che lei guarda e che illuminano l'oscurità delle tenebre spesso vicino al porto. Però si concentra in particolare sulla storia di questa bambina di 11 anni, di Anila, ma anche del modo in cui lei ha combattuto una battaglia burocratica, un vero calvario insieme a questa bambina. Quindi ci vuole dire chi è Anila e soprattutto perché lei l'ha aiutata, perché lei non l'ha solo soccorsa e poi l'ha lasciata andare, perché ha avuto il bisogno, la necessità di sapere che questa bambina in qualche modo potesse ricongiungersi con la mamma. Ma insomma, devo dire che di solito lo facevo un po' con tutti quelli che io pensavo di poterla aiutare, e l'ho fatto con tanti altri pure, tant'è che quando quella mattina, salendo sulla motovedetta della Guardia di Finanza, perché è stata recuperata dalla Guardia di Finanza, sono salito a bordo, cosa che faccio sempre perché ho questo compito particolare, avevo questo compito particolare che mi è stato assegnato direttamente dal Ministero della Salute, compito che viene svolto normalmente dall'USMA, che è dalla sede di frontiera, ma che a Lampedusa non c'è, allora lo facevo io anche questo compito di assicurarmi che a bordo non c'erano malattie infettive gravi, e quindi poi dare nulla osta a scendere, e quindi cosa che ho fatto sempre. Quella mattina ho fatto anche, stavolta ho fatto la stessa cosa, sono salito a bordo, c'era una settantina di persone che erano state tratte in salvo e mi sono reso conto che c'era questa bambina parte. Di solito i bambini si aggrappano ai genitori, al parente, perché sai, arrivano in questo mondo nuovo, sono spaventati, chissà cosa fanno, visto tutto quello che hanno vissuto. E quindi mi sono reso conto che questa bambina era da sola ed era sotto un tenderino una piccola barca che mi sono trovato sulla motovedetta, lei era rannicchiata da sotto, era tutta gonfata, insomma, tutta sporca, piena di ridocchi pure.
E quindi ho capito che era da sola, e dopo aver finito le visite degli adulti ho detto questa non la posso mandare al centro dell'accoglienza, ho capito che era da sola e l'ho portata con me all'ambulatorio, dove l'ho consegnata ai miei infermieri, gli ho detto di pulirla, di lavarla, di mettergli un vestito pulito, un vestito asciutto perché era bagnata con la bambina. E le mie infermiere hanno fatto tutto questo perché sono brave, sono state sempre brave, mi hanno collaborato, non hanno sono mai andati indietro, come tutti gli altri, oltretutto, le forze dell'ordine, i volontari, i medici, tutto quello che sono stati vicino tutti questi anni. E quando l'hanno riportata nel mio ufficio era una principessa, bellissima, una bambina stupenda, che io giustamente ho cominciato a interrogarla, a capire perché, dove erano i suoi genitori, cosa era venuta a fare, e lei mi ha detto che lei era venuta a cercare la mamma. E io ho chiesto come faccio pure con gli altri, ma dov'è la mamma? Così vediamo se riesco, e non era il primo caso, oltretutto, a farla ricongiungere con la mamma. Appunto era previsto pure dalla normativa. Per cui lei mi ha detto dico, dov'è la mamma? E lei mi ha detto in Europa, candidamente. Mi ha detto, ma tu lo sai dov'è l'Europa? Che cos'è l'Europa? E lei mi ha detto così, stringendolo così le spalle, ha detto, l'Europa. Non sapeva, potete immaginare il mio sconforto, di adesso come facciamo con questa bambina? Come faccio a trovare la sua mamma? Insomma, poi nel libro lo racconto pure, insomma, io per non farla lunga Ha un lieto fine. dico che la mamma l'ho trovata. Ecco, perché comunque dopo tanta La mamma l'ho sofferenza, trovata, almeno qualche storia con un lieto fine ci vuole. E sapere che è una storia vera, sì. con un lieto Ma fine. sai, io una storia vera, e io dico la morale di tutta questa storia è che una bambina, pensate, una bambina che parte dalla Nigeria all'età di 8 anni, attraversa il deserto, rischia di morire, si nutre di cadaveri, arriva in Libia, viene violentata, comprata, venduta, poi si imbarca, un primo naufragio, torna a imbarcarsi, arriva a Lampedusa. Immaginate la forza, questo è un gigante, la mia stella. E poi dobbiamo aspettare 6 mesi dopo che io trovo la mamma, per un miracolo, devo dire, grazie anche al film Fuoco a mano l'ho trovata, sai? E dopo che abbiamo trovato la mamma, ho dovuto impiegare circa 6 mesi per farla ricongiungere, e mi hanno detto pure che siamo stati fortunati. E la bambina in questi 5 mesi, in questi 6 mesi, ha tentato 5 volte suicidio. Me ne sentivo una responsabilità enorme. Poi finalmente è arrivato il momento del ricongiungimento, che è stata una cosa straordinaria, vedete un'emozione impressionante, come l'emozione che ho provato, perché poi ci sono questi momenti belli, devo dire, tutti quei momenti tristi, brutti, atroci, che sono quelli che ti danno la forza per andare avanti, come quel momento che ho vissuto anche dopo 2 anni dal naufragio del 3 di ottobre, quando il 3 di ottobre, l'anno dopo, per la ricorrenza dell'anniversario del 3 di ottobre, io tornavo da Milano, volevo sognando, l'anno prima, l'anno ancora, ero stato sempre presente per vivere questo 3 ottobre che ha cambiato la vita di Lampedusa, la mia vita, la vita dei lampedusani, e quindi ero dispiaciuto perché quella volta non ero a Lampedusa, perché ero fuori sempre per incontrare i giovani, per parlare di tutto quello che era accaduto, ed ero molto dispiaciuto di non esserci. Però sono arrivato con l'ultimo volo a Lampedusa alle 9:30 di sera, pensavo che fosse tutto finito, ero molto dispiaciuto per questo. In realtà quando sono entrato nella hall, nella sala d'attesa dell'aeroporto di Lampedusa, ho visto che c'erano tanti giornalisti che mi riprendevano, non riuscivo a capire perché, poi l'ho capito subito, perché vedo venire verso di me una ragazza bellissima, incita pure, che mi abbraccia forte, forte, quasi a strozzare, a stringermi, mi mancava l'aria, e mi dice, io sono Chebrante. No. Chebrante era quella ragazza che era morta.
che io avevo visto da morta e adesso era viva, ed era pure incinta, ed è venuta a trovarmi. Capisci? Quindi queste sono le cose che ti fanno capire. Ecco, e quando sono riuscito a fare ricongiungere Anila con la sua mamma, veramente è stato un momento straordinario. E quella bambina è venuta a salvare, è lei che è venuta a salvare la mamma, perché la mamma era costretta a fare la prostituta. L'abbiamo dovuta tirare fuori dalla prostituzione dai suoi cugini, gli abbiamo dovuto trovare la casa, perché non solo c'era la casa, non si poteva fare ricongiungere, gli abbiamo dovuto fare avere il permesso di soggiorno, gli abbiamo dovuto fare, e poi siamo riusciti anche a trovare i fratellini e anche a fare ricongiungersi con il compagno della mamma di Anila. Vedete, quella bambina è venuta a salvare una famiglia intera. Sì. Ecco, adesso lei è una stella, la vedo tutte le settimane, lei mi chiama, ci sentiamo, cerco di aiutarla anche negli studi. Proprio ieri mi ha mandato un video bellissimo, avrei voluto farvelo vedere, però lei è una bravissima ragazza, brava, intelligente, e io dico, ma se ce l'ha fatta Anila, perché non ce la possono fare gli altri? Perché? Perché dobbiamo comportarsi in questo modo con queste persone? È vergognoso e disumano, ecco, rappresentarli come delle persone cattive. Ecco, questo è stato fatto, una cultura dell'odio, che ha seminato odio in tutto il paese, quando invece sono delle persone. Ma i lampedusani che atteggiamento hanno verso i migranti? Per esempio nel 2011 c'è stata uno degli sbarchi più numerosi in assoluto, ricordo che erano oltre 7.000 persone. Come hanno reagito i lampedusani allora? Qual è stato il loro sentimento, il loro atteggiamento? Guarda, ti devo dire che quella volta era la primavera araba, che voi conoscete. In quel momento c'è stato quasi un esodo di persone, e in modo particolare dalla Tunisia sono arrivati in 2 giorni quasi 8.000 persone. Potete immaginare, noi eravamo 5.000, erano più loro, poi erano tutti giovani, maschi. Se ne potesse succedere qualcosa di grave, in realtà abbiamo convissuto per 2 mesi in quell'occasione, e i lampedusani hanno dato tutto quello che potevano dare, quindi qualcuno li ha ospitati presso le proprie case, hanno dato vestiti, facevano andare per portargli da mangiare, coperti, tutto quello che era possibile, perché non c'erano strutture per poterli ospitare tutti, ovviamente, però devo dire che per l'occasione i lampedusani veramente hanno dato tutto quello che era possibile dare. Ma d'altronde io dico che il popolo lampedusano è un popolo di pescatori, no? E quindi è nel DNA del popolo di mare l'accoglienza, come dire, la solidarietà, e quindi dal mare per noi è tutto, è la vita, è il mare di sostentamento, e quindi tutto quello che viene dal mare giustamente è benvenuto. Quindi ecco perché i lampedusani si sono comportati bene. Oggi ultimamente c'è qualche problema, perché purtroppo questa cultura dell'odio l'hanno fatta arrivare anche da noi, ma ecco, in questi giorni si sentono delle cose brutte su Lampedusa, ma non sono tutti lampedusani, sai, quella è una piccola frangia di quelle persone che appartengono all'altra parte politica, perché ne hanno fatto anche un cavallo di battaglia, però sono una piccola parte che purtroppo ha inficiato un pochettino quello che è stato quella grande risposta che hanno dato i lampedusani e che continuano a dare, perché l'isola comunque rimane accogliente, e anche se c'è qualcuno che la pensa diversamente, sicuramente non fa parte della nostra cultura, non fa parte del nostro DNA, perché i lampedusani sono un popolo di pescatori, e i pescatori hanno nel DNA quello di non lasciare nessuno al mare, quello di accogliere tutti, e quello di dare la possibilità a tutti di vivere una vita dignitosa. Questo è quello che sono i lampedusani.
anche se ultimamente, ripeto, qualcuno la pensa diversamente, ma la colpa non è loro. E io le dico questo, io per 5 anni, ancora oggi, domani parto, scendo in Sicilia, perché approfitto del sabato e della domenica per andare in giro, sacrificando la famiglia. Veramente sono 5 anni che non mi faccio un sabato e la domenica con la mia famiglia, 5 anni. Prima perché ero a Lampedusa e quindi io dal lunedì al venerdì lavoravo e poi partivo da Lampedusa. Ora sono al Parlamento, invece di tornare a casa vado in giro, perché è giusto che sia così, per portare, per fare sapere in giro quello che succede, la verità. E quindi proprio questi giorni la Commissione europea ha discusso sul nuovo patto sull'immigrazione e l'asilo. Quali sono state le conclusioni? Che cosa è emerso? Guarda, aspettavamo veramente, io sono molto deluso e amareggiato perché mi aspettavo, ero come dire dal discorso che aveva fatto la signora von der Leyen, che sarebbe la commissaria, aveva detto delle cose bellissime, cancelleremo Dublino, che è la parola più importante, solidarietà. In realtà questo patto mi ha molto deluso, c'è ben poco di solidarietà, c'è tanto di rimpatri, si parla solo di rimpatri, in pratica hanno tolto la parola Dublino, ma in realtà di tutto quello che c'era dentro è rimasto, non solo quello, ma addirittura le cose sono pure complicate, soprattutto per i paesi di primo ingresso che sono l'Italia, che sono la Grecia, che sono Cipro, Malta, la Spagna, le Canarie. Ecco, diciamo che oltre ad avere il carico che avevano già da prima con il regolamento attuale, il regolamento di Dublino 3, diciamo già era stato scaricato tutto sulle spalle di questi paesi di primo ingresso, ma soprattutto era stato scaricato sulla pelle di queste povere persone. E quindi sapete che il regolamento di Dublino prevede che tutte le persone che arrivano dal Mediterraneo, dal mare, ecco, devono essere identificate, devono restare nel paese di primo ingresso. E giustamente questo è sbagliato, perché arrivare in Italia o in Grecia significa arrivare in Europa, e quindi è l'Europa che deve dare le risposte a tutti i 27 paesi membri. Però purtroppo questo non è successo, quindi nella passata legislatura qualcuno si era pensato di modificare il regolamento di Dublino e quindi aveva presentato la riforma del regolamento di Dublino, che è passata a larga maggioranza dal Parlamento, che però poi si è fermato al Consiglio, perché il Consiglio doveva valutare eventualmente approvarlo, però ecco, siccome loro hanno deciso di votarlo all'unanimità, qualcuno non si è presentato, e sappiamo chi non si è presentato, oltre a dove doveva andare a battere i pugni per risolvere il problema, invece non si è mai presentato, e quindi è rimasto tutto lettera morta. Oggi con questo nuovo patto sulla migrazione in realtà non cambia nulla. Che cosa prevedeva la riforma del regolamento di Dublino? Prevedeva la riforma, un ricollegamento automatico e obbligatorio su tutti gli Stati membri, che sarebbe stata la soluzione del problema. E pensavamo con questo nuovo patto che ci fosse dentro questo. In realtà non c'è nulla di tutto questo, si parla solamente di rimpatri, si parla di caricare gli stati di primo approdo di un'altra procedura, la procedura che chiamano del pre-screening, che dura 5 giorni, dopodiché dal pre-screening si passa o alle procedure normali o alle procedure di frontiera. E tutto questo a carico dei paesi, e tutto questo che comporta lungaggini, che porta a farraginosità, che porta tutto quello per cui queste persone sono costrette a restare in questi campi, diciamo, di accoglienza, io li chiamo diversamente, per anni, senza avere, come dire, un futuro, senza avere la possibilità di avere un'integrazione. E lo ha dimostrato il campo di Moria, che è andata a fuoco purtroppo, è andata a fuoco quel campo, un campo dove dovevano starsi 3.000 persone, ci restavano 30.000 in condizioni disumane, vergognose, senza acqua, senza sanità, senza luce, senza scuole, e i bambini, tantissimi bambini, tantissimi minori non accompagnati. Sì, mi dicono che... Sì, anche noi, sì.
posso dire una cosa, Sì. posso dire una cosa che mi ha toccato profondamente. Durante la fuga dall'incendio che è successo a Moria, scappavano il papà con una figlia, e la figlia, una bambina ovviamente, gli ha detto: papà, ma è vero che forse moriremo? E quel papà cosa doveva rispondere? Cosa gli poteva rispondere il padre? Noi dobbiamo rispondere. Noi abbiamo la responsabilità e il dovere di rispondere. Noi Europa dobbiamo rispondere. Non possiamo più permettere tutto questo. L'Europa si fonda su quei valori che sono universali, che sono l'accoglienza, sono la fratellanza, che sono la solidarietà, quella solidarietà su cui sono basati i padri fondatori dell'Unione Europea, di questa grandissima intuizione che è l'Unione Europea e che è previsto dall'articolo 80 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che viene sistematicamente disattesa. Allora noi dobbiamo ritrovare quella strada, dobbiamo fare l'onore a quei padri fondatori che hanno pensato a questa grandissima realtà che si chiama Unione Europea, che ha perso la strada, che dobbiamo ritrovare quella strada per onorare quelle persone. Ed è questa la strada, quella dell'umanità, la strada che dobbiamo intraprendere. Questi sono i valori che danno un senso alla nostra vita, non è nient'altro, non è né il potere e neanche soldi. Quelle non ci deportiamo da nessuna parte, almeno la dignità di essere umano, questo ce la possiamo portare. E quando parlo di esseri umani, parlo di esseri umani umani, perché ci sono tanti esseri umani che non sono umani. Ecco. E questa è l'Europa che io sogno, l'Europa che io vorrei, l'Europa della solidarietà, quella che è stata concepita su questi valori. Beh, certamente questo fatto sicuramente non ci farà demoralizzare, neanche ci farà abbattere, perché lotteremo, combatteremo, lavoreremo perché questo fatto possa essere modificato e si possa arrivare a una, come dire, soluzione condivisa, ovviamente, perché lo scontro va da nessuna parte. Certamente dobbiamo negoziare, dobbiamo condividere e arrivare a una soluzione. Io credo, sono convinto che si arriverà, anche perché se noi affrontiamo il fenomeno della migrazione con intelligenza, con lungimiranza, io credo che si troverà una soluzione, ma se la affrontiamo in questo modo qua, con contrasto, ci troveremo questo problema per altri 100 anni. Quindi l'Europa ha bisogno invece di occuparsi di altri problemi che ci aspettano e superare invece questo problema della migrazione, che non è un fatto emergenziale, è un fatto strutturale. Se dobbiamo fare una ragione, il fenomeno della migrazione è sempre esistita, nasce con l'uomo, prima è toccato a noi, ce lo siamo dimenticati, ora sta toccando a loro, forse in un prossimo futuro, speriamo di no, visto i cambiamenti climatici, forse toccherà di nuovo al mondo, poi voglio vedere a chi chiederemo aiuto. Va bene, io la ringrazio per aver partecipato al festival, soprattutto per avermi rilasciato questa intervista. Ringrazio la sua assistente Clara Gardu, che ci ha messo in contatto con lei. Vorrei, se lei me lo permette, vorrei congedarmi nello stesso modo in cui lei ha fatto col Santo Padre quando gli ha scritto per intercedere a favore di Anina. Quindi io gli dico, dottor Bartoli, io le voglio bene. Grazie, scusatemi l'emozione che spesso mi ha ma guardi, gioca in casa qua. Non ho fatto così, purtroppo non so come dire trattenermi, però va bene anche così, grazie. Grazie mille. Allora, per non aver mai fatto un'intervista su piattaforma digitale, dai, è andata bene. Devo dire la verità, però, è stata tagliata, è stata montata, perché poi ieri, quando Giulia Cama, la fotografa ufficiale del festival, mi ha detto: Fede, ma chi è che monta il video?
come non fa? Cosa vuol dire monta il video? E vabbè, no, io ho detto no, ma lo mandiamo tutto a dirada. Poi di notte sono rientrata a casa e l'ho guardato, improponibile. Primo perché comunque c'è stato un problema di connessione alla prima domanda dopo 5 minuti e quindi ho dovuto riprendere la chiamata e quindi no, stamattina sono andata, quindi ringrazio Giulia per non so dove sia, dove è Giulia? Ok, grazie anche per le assurdità che ti ho chiesto. Allora, è stata insolita come intervista, ma è stata... Io l'ho trovata molto intima, forse perché ero da sola e mi è sembrata più quasi una videochiamata con una persona che mi sembrava di conoscere da sempre. Ecco perché io mi sono congedata così, perché Pietro Bartolo per questa bambina e per tanti altri bambini, voi pensate che ogni volta che un bambino, si chiamano minori non accompagnati, quindi bambini che arrivano, anche neonati, arrivano a Lampedusa, lui doveva, almeno faceva così, pensava di doverli salvare dal mondo. E quando rientrava a casa, alla moglie Rita diceva no, dobbiamo chiedere assolutamente l'affidamento di questo bambino. E la moglie diceva no, guarda Pietro, assolutamente, tu devi trovare un modo alternativo per aiutare queste persone. Quindi una volta, 2 volte, 3 volte, alla terza volta lui ha capito e ha capito anche come doveva aiutarli. Poi è arrivata Nila, ha fatto di tutto per Anila, ha veramente scalato mari e monti e aveva tante conoscenze, è vero, perché comunque lui è entrato in politica ancora prima ovviamente di candidarsi come europarlamentare. Ha fatto il vice sindaco, è stato assessore al comune, però queste conoscenze lui le ha utilizzate bene e le ha utilizzate a fin di bene. E colto dalla disperazione perché erano passati tanti mesi e questa bambina comunque non era ancora riuscita a ritrovare la mamma, più che altro a ricongiungersi con lei, addirittura ha scritto al Papa. E mi ha colpito il fatto che lui proprio lo salutasse con "le voglio bene" alla fine, cioè si vede quanto una persona amorevole, una persona con una straordinaria sensibilità. Penso di non aver conosciuto mai nessuno come lui. A lui non piace essere chiamato eroe, a lui non piace essere chiamato onorevole, nonostante la carica istituzionale che ricopre. Io penso invece che lui sia un eroe di questo tempo, un testimone da 30 anni di ciò che sta accadendo. Lui lo definisce anche il nuovo olocausto. Lui dice anche peggio, perché comunque è 30 anni che si perpetua sempre la stessa strage. Io oggi vi voglio lasciare, dopo questa intervista, con una riflessione. Il sottotema del festival di oggi è il valore della vita. E vi faccio una domanda, quindi voi dovete tornare a casa con questa domanda. Che valore do io alla vita degli altri? Per gran parte delle persone, per chi non ha la fortuna o la sfortuna di fare un mestiere come il mio, di stare a contatto con loro, il dramma dei migranti oggi è diventato solo un titolo da copertina, una manciata di parole, un bel racconto per immagini al TG delle 20, poco prima della cena e dello show serale. Niente di più. È successo come con certi antibiotici. A forza di assumerli non funzionano più. Il corpo si adatta, i batteri si fanno più resistenti, si selezionano, le difese immunitarie si abbassano e nel frattempo le infezioni dilagano e diventano epidemie. Con i migranti funziona allo stesso modo. A forza di sentire quelle parole, di vedere quelle fotografie e quei video, ci si abitua. Si cade nell'errore di ridurre tutto, appunto, a video, fotografie e parole. Si finisce per dimenticare che davanti agli obiettivi, in mezzo al mare, sugli scogli, a bordo delle motovedette, ci sono persone. Padri, madri, figli. Uomini, donne, bambini. Unici e preziosi. Come ogni essere umano, con dei legami, dei sentimenti,
dei ricordi e delle prospettive, nomi e cognomi e storie. Proprio come per noi e per i nostri amici e parenti, dietro ciascuna delle persone inquadrate c'è una comunità che li ha visti nascere, crescere e partire e che adesso aspetta loro notizie da qualche parte nel mondo, ogni sera. Quei barconi affollati, abbandonati in mezzo all'acqua, sono invece per noi ormai delle identità collettive. Un oggetto unico, fatto di un'imbarcazione e 500 ombre, nessuna delle quali è più capace di suscitare la curiosità, l'empatia, la pietà che ogni essere umano deve pretendere dagli altri. Osservavo il Mediterraneo sbattere contro se stesso, in quel modo tumultuoso, 10.000 metri sotto le ali, e pensavo a quante volte negli anni persino io sono caduto nell'errore di catalogare tutte quelle persone con le definizioni burocratiche. Migranti, rifugiati, immigrati, extracomunitari, richiedenti asilo, categorie impersonali, insufficienti e dannose, che hanno finito per atrofizzare il nostro cuore. A forza di usare quelle espressioni, di ridurre ogni dramma alla propria definizione, abbiamo finito per appiattire tutto. I nostri organismi si sono assuefatti, le nostre difese immunitarie abbassate e l'infezione del disinteresse, dell'unanimità è dilagata. Sarebbe stato bello ovviamente porgere le domande e dialogare con l'autore, lo capisco benissimo, io ho avuto questo privilegio, però mi dispiace, spero che comunque l'intervista davvero sia arrivata, è stata molto emozionante, io sfido chiunque a reagire diversamente, quindi grazie di aver partecipato a questa serata, vi ringrazio di cuore e adesso passo la parola all'assessore alla cultura, Guido Carcangio. Oggi è stata una giornata straordinaria dove abbiamo avuto la fortuna di ascoltare direttamente dalla voce dei protagonisti la storia di due grandi battaglie che, come ha detto egregiamente il nostro primo ospite Beppino Anglaro, non sono battaglie contro qualcuno, ma battaglie a favore di tutti noi, battaglie che ci parlano di libertà, battaglie che ci parlano di autodeterminazione, quindi non possiamo che essere strafelici del pomeriggio che abbiamo trascorso oggi. Grazie Federica, grazie per aver messo per l'ennesima volta a disposizione del tuo paese le tue qualità. Grazie chiaramente a tutti voi per essere stati con noi anche oggi. Adesso chiamerei una ragazzina che magari conosci, sì, forse meglio, io no. Chiamerei una... Una un po' meno ragazzina. Cioè, oggi non indovino una. Non è questa. Ma dov'è? Sì, anch'io. Un piccolo... Ma dove sei? Ah, ok. Siamo ribellati. Vabbè. Grazie Fede, la ragazzina ti consegna allora, chiaramente vi chiedo di uscire con ordine, di apprezzare la bellissima mostra di Nico Lunesi Barcones che abbiamo in questa sala accanto. C'è anche un piccolo ricordino gastronomico preparato dall'Associazione Tradizioni Popolari. Ovviamente c'è l'obbligo di non creare eccessivo assembramento, quindi vi chiedo di non sostare eccessivamente lì. Mi affido e so già che verrò accontentato al buon senso di tutti. Buona serata, a domani. Sì, si può spostare il libro più a campo.